Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova avventura. Oggi torniamo sull'altopiano di Asiago dopo aver fatto tante sciate qui. Torniamo in versione autunnale e non vi dico neanche dove andremo perché già lo sapete dal titolo. Partenza da Maiga Galmarara, facciamo circa 1600 metri e niente, seguiteci e vedremo la nuova avventura di oggi. Della Pesa 1777. Ragazzi, questo è un itinerario classico sull'altopiano di Asiago e le relazioni danno difficoltà media del percorso. Noi andremo dal titolo a Cima 12. Sali e scendi abbiamo appena visto alla destra il corno di Campobianco, mentre qui verso sinistra abbiamo il corno di Campoverde. Ragazzi, già dal Bivacco Italia si può vedere Cima 12, la nostra meta di oggi. Ma sarà solo quella? Boh! Bivio Italia 1979, la nostra meta qui davanti. Noi stiamo percorrendo una strada militare austriaca, Kaiser Karl Straße. Io il mio tedesco ottimo. Qui ragazzi si notano i resti di quello che fu il comando della 12ª Brigata di Fanteria austro-ungarica. Ragazzi, pochi metri e siamo arrivati alla vetta di Cima 12. La croce dietro le mie spalle è stata eretta dalla SAT di Valsugana nel 1969, mentre quest'altra, che è una croce in legno, fu posta dai parruccani di Asiago nel 1900 in onore all'anno santo. Siamo sul sentiero che va verso l'Ortigara, ma faremo una piccola deviazione. La nostra deviazione ci ha portato a Cima 11. Abbiamo fatto la 12, non facciamo la 11? Cima 11, anche questa di grande interesse storico come tutto l'altopiano di Asiago perché combatterono la prima guerra mondiale. Segni storici si trovano qui su Cima 12 e anche qui dietro Monte Ortigara. Arrivati a Cima 10, un bel sentiero alpinistico per salire e qui alla mia destra Borgo Valsugana.